Vabbè dai, dimentichiamo tutta la spazzulia che siamo arrivati. Serve mascherine? No, ripetimi allora la tua teoria, scusa, del nome, Allora, l'etimologia del termine stramare. quest'estate che sono entrata tanto in contatto con il linguaggio dei teenager moderni, loro Suo mettono cugina lo stra teenager. dappertutto, quindi se una cosa è buona è stra buona, stra devastante perché è troppo buona. Quindi qua stra c'è, la parola mare c'è, quindi vuol dire che è tanto mare, ma io da isolana non vedo mare qua. Oppure è voce del verbo amare. No, vedi, perché ci chiediamo perché tutti hanno il cavallo? Perché le tute ipovie? Via San Valentino, guarda che robe romantiche, Alessia, che ti porto. Nel Guarda, mese di febbraio guarda, poi. è là dove possiamo mangiarci il panino, là. Italia, noi pranzeremo qui. No, Tazzi che se n'è accorta anche la Proloco di Segusino, effettivamente che qua è tutto tappezzato di rifiuti, quindi probabilmente la colpa è dei turisti, ma un turismo anche veramente molto brutto, perché in altre località di montagna io non ho mai trovato tutta sta sporcizia, quindi probabilmente Segusino confina con delle zone, dei capoluoghi, delle regioni, non lo so, che portano veramente un turismo molto molto brutto. Queste sono le cose che piacciono a me, veramente. Però qua, ok, qualcuno si è dato da fare, qua non c'è sporcizia nel paesino, mentre veramente tonnellate di rifiuti li trovi lungo la strada. Italia, Singano ti saluta anche il suo fantastico panino da chilo, perché adesso sei ciccione ha bisogno di mangiare tanto. Ti saluta la sua Coca-Cola Tarocca, che costa 4 volte meno della Coca-Cola originale in offerta. Però compagna, stesso gusto, stessa frizzantezza, tutto quanto. E ti saluta la toppa personale. Cheers! La zattera, qualcuno ha fatto una zattera. Forse l'hanno insegnata dei bambini, guarda che figata. Stupendo. Veramente è un bellissimo borghetto. Mi dà veramente fastidio che quei 4 contadinazzi abbiano rovinato questo paesino così bello, quindi mi dispiace tantissimo per gli abitanti di Segusino, che a questo punto Poretti non c'entra niente, ma non lo so, bisognerebbe fare tipo una legge, no? Che passa un spassone, un turista spassone, e se che sbusa erode. Ah, guarda le cose dove lavavano una volta i panni, no? Qua si russava col salone, vedi? Che forte, qua c'è l'acqua bene o male corrente, no? Ecco, sì, avevo proprio intenzione di fare l'anello della memoria, che è quello blu. Traduzione, che è quello più corto. Pensa Italia che a Stramare, no, in mango così scrive, appartiene la piazzetta del Fontanel, ricavato da un unico blocco di pietra del XVII, quindi del XVIII secolo, e la chiesetta di San Valentino, patrono degli epiletici. Quindi ti te pensi, no, che se quel che c'entra con gli innamorati, no, in realtà no, se quello degli epiletici, come è raffigurato, per quel Tozzi diceva ti passerà, è malattia come è venuta, puoi mandarla via, no? E comunque come è raffigurato nella tela sopra l'altare, dopo andiamo vedere, con la sua particolare architettura ottocentesca canoviana e dell'originale pavimentazione in pietra. Sì, infatti avevo visto che era un borghetto strafigo, veramente strafigo, per quello mi sono arrabbiato quando ho trovato tutte le squasse in giro, perché non puoi rovinare sti capolavori qua. Sì, brava, adesso proprio del presepe. So would you come and rescue me? Would you come and rescue me? I don't wanna stay mistaken when I know sorrows a thief in the night, and I've gone away to. Hai capito che figata? Allora questa cassetta delle lettere, no, che trovi nel centro, no? Dice un borgo disabitato che si risveglia per San Valentino. Sì, su Iolesa come sempre. E al centro una fontana d'acqua chiara. Seria questa, che fa innamorare. Ale, mi sono innamorato per via della fontana qua.
Stramare, luogo del cuore, diventa protagonista di una nuova avventura, costruire un archivio delle più belle storie d'amore. È simpatica sta roba, eh? Raccontateci la vostra per mail amorisenzafine@libero.it, l'incubo degli avvocati insomma, oppure salendo con noi fino al borgo domenica 16 febbraio con in tasca una lettera. Potrete lasciare il vostro ricordo in una cassetta speciale, che è sempre questa. Il borgo di Stramare decide di costruire un archivio delle storie d'amore che in futuro potrebbe diventare il museo dell'amore. Si può raccontare di sé, della propria famiglia, portare una lettera antica anche usando uno pseudonimo. L'importante è che tutto sia scritto con garbo e delicatezza, quindi niente storie con pornassi e roba del genere. Raccogliamo storie vere che, conservate in un archivio all'interno del comune di Segusino, diventeranno patrimonio delle generazioni future. Una specie di Beautiful, però pa scritto, cioè non più su Rete 4. Ma è la famosa chiesettina, no? Che dicevamo all'inizio era costruita su un blocco unico di pietra, e io proverei anche a portarti dentro, ma è troppo scuro. Però cosa vuoi vedere? Guarda cosa vedi. Che bello! Ma è tanto bello sto borgo, porca miseria! No, veramente meritava di fare delle riprese come Dio comanda o come Shingano comanda con la Sony. Lo faremo la prossima volta, ci torneremo in compagnia e dedicheremo la giornata a fare un po' di belle clip cinematic al luogo che veramente merita, magari soprattutto in una giornata magari un pelo più soleggiata di questa. Una giornata, come si suol dire, di Minasuni, cosa volevi dire? Meno veneta. Le gaine, guarda come ti guardano, guarda il gallo. Si narra, Italia, che qui in queste zone non si chiamino gaine, no? Inspiegabilmente, ma si chiamino epite. Quindi proviamo a avvicinarci un attimo a vedere se corrisponde al vero. Ciao Pite, come andiamo? Vieni qua Pita, vieni. Pita. Dimmi. Aspetta che ti vuole pinciare il dito. Buongiorno, signor Gallo. Buongiorno Gallo, guarda che cresta. Non mi piace tanto la tua cresta. Questa qui marroncina è la prima che è venuta avanti, più curiosa da Questa? E anche la rete doppia, non le vedo bene, dovrei guardarli da qua. Ecco, da qua vediamo già un po' più meglio. E che cosa ti do? No. Giugiola. Ti do la giugiola. Vuoi la giugiola? Questa è molliccia, guarda. Gallo? Questa gli piace, questa gli piace. Ah, la marrone? L'ha mangiata. E Ciammi non so che gusti che aveva altri. Un gallo un po' sustego. Dai, aspetta. Non sono mie buone, dai, a mangiare piano perché vedi al becco fa paura. No, gliel'ha fregata alla bocca. Guarda che gli ha fregato la bocca. Che forte. Bene, così hai. Come ti aspetta? Come ti guardano? Dimmi. Vabbè, quindi sue puntine del mondo puoi trovare anche corsi per dare da mangiare pite. Eh sì, guarda una roba Italia, impara. Metti che tu volevi la panchina in giardino ma non te ga spazio, no? Dopo a mugliera ti dice ma cava via spazio, no? Tendo qua, guarda qua. Tac, ti ammonti sulla muretta e a mugliare non ha niente da dire. Don't tell me how you think I should feel, baby. That wasn't part of the deal. You know we don't have to pretend. We don't want the conversation in. Ti piace Zoya? Sì, ognuno ha la sua originalità, le sue decorazioni particolari, tipo la signora qua che prende il sole. You got me running on a spinning wheel, baby. That wasn't part of the deal. Una specie di anara. Che bello, due. Ciao anara. Pepe. Ma sì, vedi i piccioni? Pepe. È tutto veramente così strano, è proprio un borgo veramente da favola Italia, e te lo sto dicendo da una giornata veramente nuvolosissima, uggiosissima, quindi provo a immaginare in primavera sto posto qua, no, veramente ci torneremo al 1000%. Ah, lei la casetta dei legni, che forte, casetta dei legni e del legno, qua Madonna Gesù Bambino di legno, e il bionde su asse di legno, e il zocco di legno, e persiane di legno, il portapiante di legno, la panchine col tawin di legno, l'albero di legno. Something don't add up about me and you.
È una cosa veramente incredibile sto borghetto, veramente. Boh, sono tipo un parco giochi, cosa vuoi che ti dica? O il presepe, come dice Alessia, sì. Incanta. Guarda là, a proposito di presepe. Guarda. Il presepe l'abbiamo. Eccola là. Complimenti, no, Era un mese che non venivamo su oggi. Ah, perché sei qua tipo seconda casa? Sì. Ah, ok. Non è nessuno che abita qua ora. No, Vale. che sento tre che sei Mariano, qua che sei in comune, che è in comune. Ah. Poi c'è un altro signore che compra una casetta qua, due, e una ragazza madre che è una puttana. Fare un presepe, Nel presepe, veramente. No, so calare a camper giù e basta perché siamo qua col camper. E ho detto, boh, sarà roba da ciclisti, eccetera, perché non. Sì, che c'è tanti ciclisti, sa che va su a Miles. Ma non è tanto pubblicizzata sta roba, ho guardato su internet per capire, vale la pena andare fin su in paese, dopo ho visto tutte le belle foto del borghetto, ho detto, ah che bello, dai che andiamo. Questo è un borghetto proprio che non c'è più nessuno proprio, invece Miliese c'è più, anche là abita poca gente, però e Miliese si dai su. No, ma è proprio bello, non pare di essere dentro il presepe, è bellissimo. Sì. Ma in estate è tanta gente così, perché qua hai fatto dei ponti da Rio qua. È la strada dei Ponticelli, quella qua. Ecco. Bene, adesso la facciamo. È bellissima da farla. Adesso la facciamo. Ma quella porta fin giù? Sì. Perfetto. È quella, tu Ma hai se detto che entrate fosse- qua? No, bisogna che andare Qua. qua e girare e vedi che ti vedi. allora passare l'abbiamo ed è giù di vista. là, così. Dai, fatta qui. Perfetto, poco fa infatti ho detto giriamo di là, ma poi abbiamo Ma dove visto il siete presepe. Jesolo. Asolo. Jesolo. Ma è Jesolo, vicino ne siamo Causa, maestri, ne siamo Vabbè, che sento. guarda te. Maestri. Sì. Oggi non c'è nessuno, sennò che c'è sempre gente che va, Davvero? specie per i ponti, che c'è sempre tanta gente che va. No, adesso la facciamo perché l'abbiamo vista venendo tramite la strada principale. Sì. Adesso qua ho visto due ponticelli, ho detto la collina mi sembrava, ho detto, Perché infatti l'anno scorso, che inaugurare l'anno scorso, Dai. tipo io potevo con l'elicottero sei ponticelli. Ah sì, Non si vede da vita, sì. bene, adesso facciamo. Fatta? Bene. Grazie mille signora. Buon proseguimento. Buona giornata anche a voi. Grazie. Ultimo giorno e non pioggia, in teoria domani piove, ora se approfittiamo, E facciamo dici che adesso. non piove. Il meteo Dicono, dopo boh. si affidasse del Stiamo meteo. questa sera, se domani piove andiamo a casa. Ecco. Va Tanto bene, ci si buona rilassa. Salve, grazie. Salve. Cara, ma che Qui qua a sinistra. Sì, qua, amore, dalle galline. Eccolo! Oh, baby, understand me. Oh, crazy. Oh, I love you, baby. You understand? Please hold me. I love you like Fontaine e Belmondo. Vai Figari!